Qui siamo praticamente nella cittadella del vescovo. Qui abbiamo il vescovado, il complesso della cattedrale, la biblioteca capitolare, che è una cosa straordinaria. Vengono da tutto il mondo a studiare i libri antichi, addirittura dal 400 d.C. È stata bombardata nella seconda guerra mondiale e comunque hanno ricostruito, hanno rimesso tutti i libri a posto. Questo è un posto turisticamente, si è sviluppato negli ultimi 3-4 anni, 5 anni. Prima qui non veniva mai nessuno. Adesso è, come vedete, ristoranti, bar. Adesso non dico, fino a 10 anni fa qui arrivavi qua e il turista faceva fatica ad arrivare qua. Adesso, come vediamo è diventato il punto, per me il più importante dal punto di vista turistico. A Verona si scopre ogni giorno, c'è qualcosa, c'è una novità, ogni giorno scopri qualcosa. Io spesso interrogo le persone anziane, cioè i miei colleghi mi dicono basta, e no, invece io chiedo, ma lei durante la guerra dov'era? E loro mi dicono, ma noi eravamo a Verona, però ci nascondavamo sotto Porta Vescovo, c'erano dei cunicoli. Oppure vedi, mi dicono, l'ultima signora che mi ha detto, vedi quella casa lì c'era la sede del comando tedesco. Quindi ci sono delle persone che hanno 90 anni, ormai 85, 90 anni, che si ricordano delle cose che andranno a sparire, insomma, perché non verranno più trasmesse. Allora cerchiamo di catturare delle notizie che forse un giorno potranno essere interessanti per le generazioni che vengono dopo, insomma. È la tradizione orale che è fondamentale per capire lo spirito del popolo che abita in una città. Più che i libri di storia, perché i libri di storia vanno a guardare le cose grandi, diciamo, no? Invece la peculiarità del popolo si scopre dalla tradizione orale.